Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. L'Expo a Ortigia, il ministro Lollobrigida, in arrivo da Bruxelles 37 milioni per la siccità in Sicilia. L'assessore regionale Barbagallo, ristori per le agricole. Da giovedì il G7 su agricoltura e pesca. Alla vigilia del vertice di Siracusa torna a Gela la protesta dei trattori. Nei campi l'acqua non arriva, le dighe sono a secco e i prezzi delle materie prime alle stelle. Corsa contro il tempo nel Trapanese per evitare la dispersione dell'acqua nelle campagne dalla malandata conduttura che rifornisce il capoluogo. A Caltanissetta turni di 6 giorni per poter aprire i rubinetti, ma si annaffia l'erba dello stadio. Catania a porte chiuse, il via al processo per lo stupro della tredicenne alla Villa Bellini. In aula solo uno degli imputati, 5 giovani egiziani. Ma la movida a Palermo, al Borgo Vecchio i cittadini protestano, musica assordante la notte come ai concerti rock dalle auto parcheggiate dai giovani. Muri e finestre tremano, non ne possiamo più. Le mani della mafia nella gelateria artigianale a Palermo. La finanza sequestra 2 locali della catena Charbà dell'imprenditore Mancuso in affari con il boss Michalizzi, entrambi arrestati ad agosto. Musica, Cesare Cremonini annuncia il suo nuovo tour con una tappa in Sicilia. L'autore di Buon Viaggio e 50 Special si esibirà allo stadio di Messina nel prossimo giugno. Calcio e Coppa Italia, sfida sulla carta proibitiva per il Palermo in casa del Napoli. Dionisi e Conte si affidano al turnover. In Serie C, domani turno infrasettimanale. Il Catania ospita il Cerignola. Bentrovati, oggi la 4ª giornata dell'Expo Divinazione a Ortigia, si discute del futuro dell'agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee. Il ministro Lollobrigida annuncia risorse importanti per il settore. In diretta da Siracusa, Luca Ciliberti. A te Luca. Il G7 di solito è un evento chiuso, sono delle riunioni ministeriali, mentre con l'Expo Divinazione il G7 sta per diventare un evento aperto a tutti, dove ci si può confrontare sul futuro dell'agricoltura e della pesca. Queste sono le parole del ministro Lollobrigida di ritorno da Bruxelles, perché ieri il ministro ha partecipato all'incontro con i ministri dell'agricoltura europei, dal quale appunto ha portato delle buone notizie. Allora, delle buone notizie che ci ha raccontato in anteprima proprio questa mattina il ministro Lollobrigida. Allora lo sentiamo. Ministro, un buon risultato, diciamo, dalla sua trasferta a Bruxelles. Buon risultato del lavoro di questi mesi. Mentre si facevano tante chiacchiere noi non polemizzavamo e facevamo fatti. L'11 luglio abbiamo chiesto i fondi per la siccità alla Commissione europea del 2024, abbiamo insistito, abbiamo lavorato per ottenerli. La Commissione ci ha ieri assegnato 37,4 milioni cofinanziabili con fondi interni fino al 200%, e quindi contiamo di avere risorse importanti da mettere a disposizione dei nostri imprenditori agricoli che hanno tanto sofferto, insieme ai fondi già stanziati dal nostro governo a questo fine. Ovviamente serviranno per tutto il sud Italia, ma in particolare per la Sicilia, che è stata la più colpita. Oggi confronto, come dicevate, con le istituzioni nazionali e le istituzioni europee. Anche oggi sfilata di ministri, sono arrivati a Ortigia, a Siracusa, il ministro per le riforme, ex presidente Maria Alberta Casellati, ha partecipato alle riunioni anche il ministro Ciriani. Per la Casellati, come dire, l'interesse in questo momento è la riforma elettorale che ovviamente
ovviamente va a braccetto con il premierato, la madre delle riforme di questo governo Meloni. Ciriani invece, il ministro, ha parlato di un approccio diverso alle emergenze climatiche da parte dei territori che devono essere più partecipi, devono spendere i soldi anche se non si vedono nell'immediato. Noi abbiamo intercettato anche l'assessore Barbagallo proprio sulle proteste che in questi giorni si stanno moltiplicando in tutta la Sicilia, anche in vista del G7. L'assessore ha portato come dire, delle riforme concrete, o meglio degli aiuti concreti. Si parla di 9 miliardi di investimenti, soprattutto nello sgravio fiscale. Sentiamolo. Assessore, gli agricoltori in questa crisi che sta durando veramente a lungo hanno chiesto risorse alla Regione. Qual è la vostra risposta? La proposta sicuramente sarà quella dello sgravio delle cartelle settoriali del 2023, già una parte è stata operata con l'assestamento di agosto, vedremo se sarà possibile portare avanti anche, oltre a questo, anche altre iniziative di sostegno. Siete confrontati col ministro Lollobrigida su iniziative che potete portare avanti insieme proprio in favore degli agricoltori? Sì, il Ministero ha dato un sostegno finanziario per quanto riguarda la cerealicoltura, che assieme alle risorse regionali andranno a ristorare e a mitigare i danni. Purtroppo sono risorse ancora insufficienti, cercheremo di fare il massimo e di stimolare anche il Ministero per un impegno maggiore. 9 milioni di euro, erroneamente abbiamo detto 9 miliardi di euro, questi sono i calcoli che ha fatto l'assessore. Da dove vi stiamo parlando noi? Stamattina, molto presto, intorno alle 8:30, è andata in scena una simulazione di soccorso della protezione civile proprio su questo mare, mentre questa sera a chiudere la giornata ci sarà il racconto del contadino Albano Carrisi che diciamo, nella fase finale della sua carriera artistica si è dedicato ovviamente alle vigne e alla produzione del vino. Racconterà questa sua esperienza oggi pomeriggio sempre qui dall'isola di Ortigia a Siracusa. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Luca Ciliberti. Come diceva il collega, alla vigilia del G7 dell'agricoltura che comincerà giovedì torna la mobilitazione degli agricoltori contro le politiche europee. Nei campi l'acqua non arriva, le dighe sono a secco, i prezzi delle materie prime sono alle stelle. Gerry Italia. Stesso posto, stessa protesta. A distanza di 8 mesi dall'onda verde che portò in piazza migliaia di operatori agricoli siciliani, un centinaio di agricoltori, trattori e mezzi agricoli tornano a presidiare la SS 117 bis che da Gela porta a Catania per una mobilitazione contro le politiche agricole del governo. Mentre a Siracusa si tiene il G7 Agricoltura riservato ai ministri dei paesi di riferimento nell'economia mondiale, gli agricoltori patiscono le terribili conseguenze della siccità e di scelte anche politiche che non vanno nel senso atteso, un paradosso insopportabile per tutti gli operatori. Qua manifestiamo per il basso o quasi niente raccolto che c'è stato, la problematica insomma, di tutti gli effetti, di tutte le cartelle che arrivano perché in qualche modo si devono pagare, mentre a distanza di 100 più chilometri di distanza vengono spesi i soldi a feste e a festeggiamenti. Nei campi intanto l'acqua non arriva, le dighe sono a secco, i prezzi delle materie prime sono alle stelle, le aziende non riescono a competere con i mercati esteri. Siamo stufe e penalizzate le pene che ne stanno facendo, perché loro cercano sempre, che vogliono soldi, cercano tasse, tutte cose aumentano, il prodotto nostro, tasso zero, non vale niente. Perciò come andiamo a fare? Gli operatori del settore alzano la voce contro le politiche agricole imposte dall'Unione Europea, che vengono definite disastrose e distruttive per l'intero comparto. Noi non possiamo seminare, non abbiamo le possibilità, dopo venendo da un'annata siccitosa come questa, non abbiamo più le forze da seminare, mica c'è qualcuno che ci spinge abbassando i costi e ci invoglia a produrre. A portare la solidarietà agli agricoltori anche i sindaci di Gela e Niscemi, Terenziano Di Stefano e Massimiliano Conti. Catania, stupro a Villa Bellini, 2 i tronconi processuali e al via oggi, 5 gli egiziani imputati, 1 solo presente in aula. Il comune di Catania si costituisce parte civile. Tonino De Mana.
Si divide in due tronconi processuali d'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo contestata a 5 egiziani ad una 13enne avvenuta il 30 gennaio scorso nei bagni di Villa Bellini. Davanti al gruppo Montuori questa mattina è iniziata l'udienza del processo con rito abbreviato ad uno degli egiziani accusato di aver abusato della ragazza davanti al suo fidanzato di 17 anni. Oggi non ha parlato, era presente in videocollegamento Teams. Nei mesi precedenti ci sono stati delle spontanee dichiarazioni che ovviamente sono e costituiscono il compendio istruttorio su cui poi si valuterà chiaramente si procederà al rito abbreviato. Nel procedimento hanno chiesto di potersi costituire parte civile il Comune di Catania, i familiari della vittima, i familiari del 17enne ed alcune associazioni antiviolenza. Contestualmente, davanti alla seconda sezione penale, è iniziata l'altra udienza a porte chiuse a carico di altri 4 a processo con il rito ordinario. Determinanti sono state le dichiarazioni della 13enne e del suo fidanzato all'epoca dei fatti che hanno riconosciuto gli aggressori. Processo alle battute iniziali, come ribadisce il legale della 13enne. È stata un'udienza interlocutoria, così come quella relativa al giudizio abbreviato e l'attività vera e propria dei lavori inizierà alla prossima udienza. Fondamentale anche in sede di incidente probatorio la testimonianza del 17enne che si trovava con la vittima dello stupro. Psicologicamente come sta il suo assistito? Era già affetto da problematiche comuni ad altri suoi coetanei, però aveva già riportato un disturbo da stress post-traumatico. Potete immaginare che ovviamente questo incide su un equilibrio psichico. C'è stato anche un accertamento peritale sulla sua, nonostante il disturbo, piena capacità di testimoniare, e poi si è passati all'incidente probatorio. 3 dei 4 imputati sono detenuti, 1 è agli arresti domiciliari. Solo uno di loro era presente in aula, udienze aggiornate al 15 e 25 ottobre. Movida selvaggia a Palermo. Al Borgo Vecchio i residenti protestano musica a volume assordante in strada ogni weekend e da un turista è arrivata una videodenuncia. Ecco che cosa succede nel quartiere palermitano. Il servizio è di Marco Gulà. Quella che vedete è la piazza del quartiere Borgovecchio a Palermo. Sono le 2 di notte di venerdì sera. La musica proviene dagli impianti delle auto, tremano i vetri e i muri delle case. A girare questo video è un turista che soggiorna in un B&B, un video denuncia per documentare cosa succede la notte e soprattutto i disagi che crea ai residenti. I giovani parcheggiano le macchine una accanto all'altra, le casse hanno una potenza di watt da concerto rock. Non ne possiamo più, viviamo nell'inferno, sottolineano i residenti. Chiamiamo le forze dell'ordine e ci dicono che sono impegnati. Tanti giovani bevono e si ubriacano e trascorrono la notte a ballare. In queste immagini vediamo anche bambini molto piccoli che nonostante l'orario sono ancora svegli. Si vedono le stesse scene della Vucciria, dove sabato notte si è verificata l'ennesima rissa con un giovane di 21 anni accoltellato. La Will Polizia lancia l'allarme, troppi tagli al personale, in 10 anni 180 agenti in meno e poi non tutta la città è coperta dalle telecamere della control room e per i 100 nuovi vigili urbani bisognerà attendere fino al 2025. Intanto a Palermo la musica sembra essere sempre la stessa. A Comiso, una bimba che frequenta la seconda classe della scuola primaria a Monserrato è stata colpita da alcuni calcinacci che si sono staccati dal muro esterno dell'edificio. L'episodio si è verificato all'uscita dalla scuola. La bambina, che era sul marciapiede, è stata portata in ospedale a Vittoria, medicata e per fortuna dimessa con pochi giorni di prognosi. Palermo, la Guardia di Finanza sequestra le gelaterie Charbà dell'imprenditore Mancuso. Il re del gelato era in affari con il boss Michalizzi. Ad agosto erano finiti in carcere entrambi per concorso esterno in associazione mafiosa e per la bancarotta di un altro marchio, Briochà. Roberta Lunghi. Le mani della mafia nel settore delle gelaterie artigianali a Palermo erano più ampie di quanto già scoperto. Dopo l'arresto in agosto del re del gelato Mario Mancuso per la bancarotta del marchio Briochà nel 2021 e del suo socio, il boss Michele Michalizzi, con il relativo sequestro di 1,5 milioni di euro, oggi arriva il sequestro di 2 gelaterie e pasticcerie e il relativo marchio Charbà in via Terra Santa e a Mondello. Michele Michalizzi e Mario Mancuso sono
accusati a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta. Michalizzi, 75 anni, genero dello storico capomafia Rosario Riccobono, era tornato in libertà nel 2015 dopo 20 anni di carcere. Avrebbe deciso tutto sull'andamento delle gelaterie, gli investimenti, le assunzioni e anche la bancarotta. Il sequestro disposto dal GIP supererebbe i 2 milioni di euro. Le famose gelaterie resteranno comunque aperte, considerate alla nomina di un amministratore giudiziario. Ancora cronaca, arrestato a Paderno Dugnano nel Milanese il latitante Giuseppe Montedoro, boss del clan mafioso di Riesi. I carabinieri lo hanno individuato all'interno di un residence. L'inchiesta, che ha già portato alla condanna di 3 imputati, è nata dalla denuncia di un imprenditore vittima di estorsione. 30.000 euro gli avevano chiesto da consegnare a un'altra famiglia di Cosa Nostra, i Cammarata. Catania, alla vista degli agenti, scappa di casa con la droga in un borsone, ma viene inseguito e arrestato. È successo in via Missori. Un cane poliziotto ha permesso di scoprire oltre 2 chili di marijuana e decine di dosi di cocaina e crack che state vedendo. Nella sua abitazione, protetta da sistemi di sicurezza, c'era anche una pistola con silenziatore. In cantina gli agenti hanno trovato la moglie e la figlia di 5 anni dello spacciatore. Nuova attività sull'Etna con esplosioni dai crateri di nord-est e di sud-est. È stata registrata anche una consistente fuoriuscita di gas. Dalle 23 della notte scorsa l'Istituto di Vulcanologia di Catania segnala pure un costante aumento del tremore vulcanico, fino a valori alti. Intanto a Stromboli, fango e pietre giù dalla montagna dopo la pioggia. Torniamo alla crisi idrica, corsa contro il tempo nel Trapanese per evitare la dispersione dell'acqua nelle campagne dalla malandata conduttura che rifornisce il capoluogo. Questa Trapani a Caltanissetta, turni di 6 giorni per poter aprire i rubinetti, ma intanto si annaffia l'erba dello stadio. Vediamo. Corsa contro il tempo nel Trapanese per evitare la dispersione nelle campagne di acqua potabile che fuoriesce dalla falla apertasi 2 giorni fa nella condotta che da Bresciano porta l'acqua a San Giovannello e da qui a Trapani. Oggi niente distribuzione idrica nel capoluogo. Dopo lo svuotamento della condotta, gli operai inizieranno i lavori per avviare gli scavi necessari a riparare la falla. In base alla gravità del danno, che non appare di piccola portata, verranno prese le misure della giunzione che dovrà essere montata. Una condotta vecchia di 50 anni per la quale sindaco e amministrazione chiedono riscontri urgenti ai progetti di ammodernamento presentati dal Comune. L'emergenza idrica continua anche nell'Ennese. La Procura ha avviato un'indagine esplorativa per accertare eventuali profili di illegalità. Sotto la lente di ingrandimento, la turnazione della fornitura idrica, le bollette da pagare nonostante il disservizio e la questione autobotti in mano ai privati. Il rischio del mercato nero dell'acqua è altissimo. La penuria d'acqua riguarda anche la provincia di Caltanissetta. Qui ha fatto infuriare tutti l'abbondante innaffiata dell'erba sintetica dello stadio, apparso come uno schiaffo dopo l'ennesimo slittamento dei turni di distribuzione idrica in città. Il servizio che abbiamo appena visto è di Laura Spanò. Caro Voli, ci risiamo. Gli sconti regionali lanciati l'anno scorso, che dovevano durare fino a dicembre, sono già stati prosciugati per carenza di fondi. La Regione, tuttavia, annuncia l'arrivo di altri 6 milioni di euro. Manlio Viola. 6 milioni di euro per rimpinguare la dotazione regionale per gli sconti sui voli da e per la Sicilia introdotti lo scorso anno. Lo annuncia il governatore Renato Schifani dopo che le associazioni dei consumatori hanno denunciato lo stop ai rimborsi. Sulla piattaforma dedicata compare un messaggio che in poche parole annuncia che i soldi sono finiti. Gli sconti erano stati lanciati lo scorso mese di ottobre e dovevano durare fino al 31 dicembre di quest'anno. Si tratta di uno sconto del 25% per tutti i residenti in Sicilia per i voli, ma che può arrivare fino al 50% per alcune categorie più fragili. Gli sconti vengono applicati direttamente all'emissione del biglietto dalle compagnie che hanno sottoscritto una convenzione con la regione, mentre i siciliani che viaggiano con altre compagnie, ad esempio Ryanair, possono chiedere il rimborso di 1/4 del prezzo del biglietto sull'apposita piattaforma, che però al momento è bloccata. Nella manovra finanziaria di assestamento di bilancio, alla quale stiamo lavorando già da tempo, abbiamo previsto uno stanziamento di ulteriori 6 milioni di euro che serviranno a garantire la copertura finanziaria per il bonus per tutto l'anno
dice adesso Schifani. La piattaforma nel frattempo riceve ugualmente le richieste che verranno evase non appena ci saranno i soldi. Intanto scoppia un altro caso, quello dei giocatori della Juventus Next Generation rimasti a dormire a terra all'aeroporto di Birgi per un guasto al velivolo che doveva riportarli a casa dopo una partita con il Trapani. Per quella vicenda il presidente Schifani ha convocato il presidente di Airgest, che gestisce l'aeroporto di Trapani, Salvatore Ombra, per avere spiegazioni. Catania è tra le 12 città europee che prenderanno parte al censimento dei senza tetto. La conta avverrà il 1° ottobre dalle 19 alle 23 con la partecipazione di numerosi volontari. Desiree Ferlito. Contare senza tetto perché non siano più solo un numero. Un progetto della Commissione europea finalizzato al censimento dei senza fissa dimora per individuare la natura del problema e prevedere interventi di sostegno. La rilevazione avverrà in 10 paesi europei e in 12 città italiane, tra le quali Catania e Milano. La conta dei senza fissa dimora è un modo per manifestare attenzione da parte delle istituzioni tutte, è un modo per mettere Catania al centro dell'agenda nazionale perché riguarderà Catania e Milano, e quindi è chiaro che questo ci deve far guardare con prospettive benevole e ottimistiche. 40 squadre che il prossimo 1° ottobre tra le 19 e le 23 scenderanno in strada contemporaneamente nelle 12 città per la conta degli invisibili, tra di loro anche molti volontari. Che una tra le cose più belle di questa fase di ricerca è stata anche la partecipazione della città. Noi abbiamo con il Comune pubblicato una call per chi volesse partecipare a questa attività, hanno risposto oltre 160 persone, abbiamo fatto una formazione perché ovviamente andare su strada e incontrare queste persone richiede una formazione e oggi presentiamo questa organizzazione della conta su strada. Le persone in strada saranno contate solo tramite osservazione, senza essere disturbate. I volontari percorreranno la città a piedi o in macchina. Gli obiettivi da raggiungere sono il calcolo delle persone senza fissa dimora, individuarne caratteristiche e fabbisogni, un metodo comune che mira a capire la povertà estrema e l'esclusione sociale. Cambiamo argomento, musica. Ufficializzata la tappa siciliana del nuovo tour di Cesare Cremonini. L'artista bolognese canterà a Messina il prossimo 28 giugno allo stadio Franco Scoglio. Francesco Triolo. Dato in contemporanea con l'uscita del nuovo singolo Ora che non ho più te, una delle canzoni destinate ad essere cantate come quelle più famose. I biglietti disponibili dal 27 settembre con prezzi tra i 52 e i 92 euro ed è pronto il sold out per uno degli artisti più poliedrici degli ultimi 20 anni, nato con i Luna Pop che proprio in provincia di Messina a Capo d'Orlando il 1° settembre del 2000 sono saliti per la prima volta su un palco in tour con canzoni ancora attuali. L'organizzazione della musica da bere di Carmelo Costa con il Comune per una Messina che si conferma capitale della musica per il Sud Italia. La prossima estate arriveranno anche Mengoni e un doppio appuntamento con Vasco Rossi. Secondo le previsioni a Messina arriveranno oltre 170.000 persone per una grande estate di musica. Grande Cremonini, complimenti a Messina. Facciamo pausa, tra poco per il calcio l'attesa in Coppa Italia del Palermo che giovedì sfida il Napoli e poi la vigilia di campionato del Catania. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, è scattato il countdown in casa Palermo in vista del match di giovedì in Coppa Italia contro il Napoli. Dionisi e Conte adotteranno un ampio turnover. Marco Cullà. Rotta verso Napoli, il Palermo si appresta ad affrontare la formazione di Conte nel match di giovedì sera al Maradona, una partita dal sapore di Serie A e che vale gli ottavi di finale della competizione. Il Palermo se la vuole giocare fino in fondo, anche se Dionisi adotterà un ampio turnover per permettere a chi ha giocato meno di calcare il campo del Maradona. Una sfida affascinante che ai tifosi del Palermo rievoca piacevoli ricordi, ovvero di quando la squadra rosanero era abitué in massima serie. Gli uomini di Dionisi sanno già
sa come si batte una squadra di categoria superiore. Ai rosa è già successo 3 volte quest'estate tra amichevoli e partite ufficiali. Il Palermo ha battuto il Monza e il Leicester in amichevole, poi il Parma ai 32esimi di Coppa Italia. Intanto buone notizie dall'infermeria riguardo Lucioni, che si candida per uno spezzone di gara dopo aver recuperato il problema all'anca che non gli ha ancora permesso di scendere in campo. Il difensore è con il gruppo, ma rimangono ai box Di Francesco e Lund da valutare. In avanti si candida per un posto da titolare Brunori, che dovrebbe partire dal via, così come le Duaron. Catania atteso da un doppio turno casalingo, domani contro il Cerignola, poi il Monopoli, tutte squadre di alta classifica. Può essere l'occasione per rilanciarsi dopo la sconfitta di Giuliano. Francesco Triolo. È la prima di 2 gare casalinghe consecutive che possono far accelerare il passo. Il Catania ha tutta l'intenzione di riscattare la sconfitta di Giuliano a partire dal match di domani sera contro il Cerignola al Massimino, una delle formazioni che stanno facendo meglio in questo avvio di campionato, così come il Monopoli che viaggia appaiata alla squadra di Peppe Raffaele a quota 10 in classifica. Ecco perché il doppio turno che hanno davanti i rossazzurri può diventare più che interessante. Domani Toscano ha una certezza ed è quella che non potrà utilizzare Beders tra i pali, dimesso ieri sera all'ospedale. Al suo posto giocherà Adamonis, che così farà il suo esordio dal primo minuto dopo essere subentrato proprio a Lettone domenica scorsa a Giuliano. Per il resto il tecnico etneo potrebbe optare per qualche variazione, considerato che le opzioni non gli mancano e soprattutto gli impegni ravvicinati. Verna si candida ad una maglia da titolare, l'ex del Catanzaro è pronto e vuole essere protagonista dopo aver superato le difficoltà fisiche legate all'infortunio alle costole. Se giocherà in mediana, Guglielmotti potrebbe essere riposizionato. In attacco invece Montalto dovrebbe partire dal primo minuto e dare vita ad una staffetta con Inglese. Dipenderà soprattutto dall'andamento del match. Anche Jimenez è pronto, magari in coppia con Lunetta, anche se Carpani e Luperini non sono affatto tagliati fuori al turnover. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.